Estragis Milano, 14 dicembre 2009. Milano, Italia canaglia, contro russo che era mia famiglia. Oh russo che era mia canaglia, contro Milano, Italia meraviglia. 27938/04 e poi assodato che polizia e magistratura in Italia non funzionano, ovvero agiscono all'incontrario, belli o brutti che siano, la palla a sindaco e vice sindaco in carica di Milano, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Se il quartetto c'è, batta un colpo. Capritta interdetta, va. Dice, dice, il presidente del Consiglio ferito dopo il comizio. Che comizio? Uno comizio a Milano. Che cazzo lo sapevo? Prognosi di 20 giorni. Poi dice, sto bene, arrestato un 42enne. Beh, e chi? Ma. E dice, Berlusconi colpito al volto. Ehi, sicuro che non erano usosi, eh? Ma lasciamo perdere. Il Coll, che dice il Coll? Fermare la violenza. Vabbè, e chi la deve fermare? Boh. Ma il Coll, cioè Napolitano, Presidente della Repubblica, dice fermare la violenza. E a chi lo dice? A chi lo dice? Si mette gli anfibi, prende il fucile e prende quello che vuole, si mette la fascia e va a fermare la violenza, no? Una volta i papi là fermavano i barbari, dai, Rubik, lasciamo perdere, va. Insomma, datevi da fare, no? Per fermare la violenza. Chi la deve fermare? Tornando a Berlusconi colpito al volto, sempre se non è un susia, no? Ma è lo stesso. Capretta che dice, leggermente colpito, dice da sacra notazione Pacquolia, di Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Poi dice, 20 giorni di prognosi per un graffietto. Dice, anzi, poi si corregge, dice, anzi, così pochi, almeno 6 anni. Come i questurini d'Italia, i togati d'Italia, eccetera. Lì ci sono le immagini. Come si chiama? Come si chiama l'attentatore? Massimo Tartaglia. Massimo Tartaglia uguale minimo Pacquola di Angeles, Corriero, Ruben, eccetera. È tutto chiaro? Notizia, dice, la disgrazia, dice, fumava a letto un 37enne carbonizzato nella sua casa. E Capretta che dice? Dice, sento odore di Valium Gas Impianti SPA Mafie 7 riunite. Un'altra notizia, il Milan affonda col Palermo, l'Inter fermata dall'Atalanta. Il Milan affonda, normale, finché io ho 27938/04 e poi sarà a galla, affonda tutto, no? Affonda l'Italia, Ecco, a destra, il Pacquola Roberto e il Nobili Alberto, 27938/04 gradini, 27.938,04 gradine e poi
è accaduto dalle scale, 27904/04 e poi Pasquale Roberto, De Angelo Giuliano, Francesco Corriero, dopo la cura, i primi 3 questurini d'Italia, quelli della Sacra Notazione Pasqualia de Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale. Ecco la prevenzione, 6 anni di prognosi ancora non sono guariti. In fondo, a destra, la foto, una foto, dice, viva la mamma, crepa canaglia. E ancora un'altra foto, dice, Isabelita Russo da Milano for Queen, i truci in galera o in manicomio.